Stiamo per raggiungere la cannoniera sul monte Aguz e percorrendo questa strada militare abbiamo trovato il luogo dove fu fatta esplodere un semicingolato tedesco da un gruppo di partigiani, e qui possiamo vedere dei rimasugli, dei piccoli pezzi tra quale dei colpi di fucile e vari pezzi appunto del semicingolato. Proseguiamo. Siamo sul lato nord della Lessinia, sotto le trincee del Monte Agus. Qui abbiamo trovato la postazione delle cannoniere. Andiamo a scoprirle insieme. Qui un magazzino, una riservetta. Queste gallerie, queste cannoniere o comunque depositi armi sono state scavate durante la prima guerra mondiale. Qui possiamo vedere i segni, i solchi cavati da una perforatrice d'aria compressa. Guardate quanti. Una delle tante cannoniere. Proseguiamo. Guardate anche questo magazzino, questo deposito. Queste in realtà sono delle cannoniere che sono state scavate durante la prima guerra mondiale e dove erano posizionati dei cannoni. Poi in realtà non furono utilizzate perché il fronte si spostò altrove e queste cannoniere si rivelarono inutili, quindi spostarono appunto i cannoni e le utilizzarono come deposito, come magazzino. Però è impressionante vedere tutto il lavoro che è stato fatto. Guardate qui, un'altra cannoniera, qui prosegue, sono veramente belle da vedere e da visitare.
qui c'è un'uscita parzialmente franata dove possiamo vedere questa via. Prima l'abbiamo percorsa per un tratto. La scala porta sulle trincee del Monte Aguz, ma la seconda scala purtroppo è tutta franata e non si può proseguire. Ora rientriamo, andiamo a vedere quello che è un altro pezzo di galleria. Guardate questa galleria scavata all'interno del monte. Presumibilmente questa continuava, poi nel tempo è franata, quindi va a un punto cieco e finisce qui. Ora siamo all'esterno, possiamo vedere appunto una delle cannoniere dove eravamo prima, scavate completamente nella roccia sotto il monte. Bene ragazzi, e anche per questa esplorazione è tutto. Ci vediamo alla prossima avventura.